Vuoi che ti faccio prova audio? Posto? Buon pomeriggio e ben trovati in diretta dal Palamazzetto di Reggio Calabria, Pianeta Viola che ospita quella che è oggi l'ultima giornata anche del campionato della categoria Under 19 girone e si affrontano nella sfida contemporanea, ecco, che invece si gioca poi a Lazzaro, tra la Calabria e la Puglia. Si affrontano qui invece Trento e Lombardia, squadre che sono appena entrate in campo. Fabrizio Cantarella e darvi il ben trovati nuovamente in diretta con noi. Andiamo a dare, intanto che si consumano i saluti di rito, andiamo a dare lettura delle formazioni. Trento che si schiera con Creazzi, Bommassar, Caglierotti, Carli, Chesini, De Gasperi, Grandinetti, Gianuzowski, Levri, Siesto, Vivian e Toniolli agli ordini chiaramente del mister Daniele Loss. Dall'altra parte la Lombardia invece schiera Donati, Aresco, Boniperti, Campari, Elfatri, El Califi e poi ancora Elefante, Maconi, Valente, Rocdi, Russo e Pellegrini. In panchina c'è invece mister Gianmaria Craperi, arbitrano i signori Mazzara e Roberto di Reggio Calabria. Al crono c'è invece Santa Caterina, sempre della sezione Regina. Oggi giornata di verdetti, Trento che si presenta a questo incontro con 3 punti, frutto di una sconfitta all'esordio con la Calabria, sconfitta per 6-1, mentre e poi la vittoria ieri di misura contro quanto passeranno solo le migliori 3 seconde su 4 gironi disponibili. Intanto via al cronometro con il Trento che batte questo calcio di inizio. Scambiano Levri e Grandinetti. Sotto la nostra postazione c'è Vivian, palla lunga ancora per Levri che cerca di proteggerla dall'attacco di Campari. Cerchiamo anche di capire come si schierano i due quintetti in campo. Creazzi sicuramente tra i pali, c'è capitano Bommassar sempre per il Trento. Attenzione ancora a questa iniziativa. Pellegrini invece tra i pali della Lombardia, con il richiamo adesso che arriva per Grandinetti, che ha speso quello che è il primo fallo del match, arrivato dopo 27 secondi. Quindi Creazzi, Bommassar, Grandinetti, Levri, Vivian, questo è il quintetto scelto da mister Loss. Dall'altra parte invece c'è Pellegrini tra i pali della Lombardia. Adesso attenzione a Rocdi che perde questo pallone, poi lo va a recuperare sempre lui su Capitan Bommassar. Cerca allora Aresco di guadagnarsi la corsia di destra, guadagna un calcio d'angolo.
che andrà lui stesso a battere. Aresco palla in mezzo che centra Vivian. Sempre Aresco pronto a battere insieme a lui, quindi ci sono con la 4 Campari, con la 9 mi è sembrato esatto, c'è anche Valente con la 9, palla dentro imbucata, Grandinetti allontana, Valente la tiene ancora viva per i suoi. E poi Rocdi non la tiene in campo, meglio si accontenta della rimessa laterale. Pellegrini allora tra i pali, Aresco, Campari, Valente e Rocdi, il quintetto della Lombardia. Pellegrini va ad allontanare, trova anche Valente dall'altra parte che rientra sul destro, va a calciare Valente. C'è la deviazione da parte di Vivian, sarà altro calcio d'angolo. Ancora l'angolo battuto da Aresco, palla fuori, Vivian, il pallone dentro per Valente, anzi si trattava di Campari. Ha pescato ottimamente sul secondo palo Valente, pallone fuori da buona posizione, ci ha provato la Lombardia che cerca, lo ripetiamo, la prima vittoria. Trento invece è obbligato a vincere e poi anche a sperare sia in buoni risultati, in un buon risultato, un risultato favorevole tra Calabria e Puglia, soprattutto con l'eventuale vittoria della Calabria. Insomma, qualsiasi, anzi ripensandoci, qualsiasi combinazione può essere possibile, perché comunque con 6 punti si ha una buona chance per essere qualificati come migliore seconda, tra le migliori seconde. Tutto ancora da decidere, tutto ancora da definire, si deve giocare tutto questi ultimi 40 minuti. Aresco intanto ha ricevuto da Pellegrini, cerca ancora Valente, bello lo scambio tra il numero 9 e il numero 2, esce poi Vivian che chiude, allora Levri fa ripartire l'azione dei suoi, bello il tocco anche per Capitan Bombassar, esce Pellegrini con la mano di richiamo, riesce a chiudere, bravi Levri e anche Vivian, poi la spinta, attenzione qui di Rocdi, proprio sotto gli occhi dell'arbitro Roberto di Reggio Calabria, primo fallo commesso anche dalla Lombardia dopo 2 minuti e 10 secondi nel corso del primo tempo. 0-0 tra Trento e Lombardia. Grandinetti allarga per Bommassar, poi va da Vivian, ancora Grandinetti, rischia un po' con questa pressione, riesce comunque a darle in avanti per Levri che cerca di girarsi, coefficiente di difficoltà altissimo per questo tentativo di conclusione di Levri, poi il recupero ancora di Grandinetti che rientra sul destro molto bene, ancora Grandinetti, poi la suolata ma non ci sono compagni alle spalle, allora Lombardia che riparte 3 contro 2, Valente ci mette la mano ancora Donati ma non ci arriva sulla ribattuta perché è sempre Valente bravissimo a superare Creazzi, non Donati, per il vantaggio della Lombardia. Terzo gol consecutivo nella competizione per Valente. Due minuti e 40 allora sul cronometro. Valente l'ha sbloccata, bel contropiede portato a segno dalla Lombardia che dunque sblocca la situazione. Valente al terzo gol consecutivo, un gol in tutte e tre le giornate fin qui disputate per lui. Ieri bellissimo gol, un cost to cost dalla propria area nell'unica marcatura della Lombardia contro la Calabria. Poi una bella conclusione vincente, fatto tutto il campo da solo Valente per poi andare a trovare il bersaglio grosso. Oggi ha finalizzato invece poco fa, ha finalizzato il contropiede, attenzione adesso a Bommassar, si ferma il pallone dato poi dietro a Jonuzowski che cerca il secondo palo, c'era anche appostato Bommassar, è entrato quindi Jonuzowski che se non sbaglio ha preso il posto di Grandinetti, così è, eccolo qui ancora Jonuzowski che riparte e scambia per vie orizzontali con Vivian, deve chiaramente subito reagire il Trento, chiamato a vincere per dare anche valore alla prestazione, alla vittoria di ieri, mentre Vivian col corpo fa scudo sulla conclusione dalla lunga ancora di uno scatenato Valente che adesso va ad attaccare, va a posizionarsi, ha guadagnato chiaramente la Lombardia il calcio d'angolo, il velo portato per il tiro dalla lunga di Aresco, Campari ha fatto scudo al compagno. 16:34 all'intervallo, sono trascorsi 3 minuti e 30 secondi adesso.
1-0 per la Lombardia, che ora perde il pallone. Bonmassar arma il sinistro, Bonmassar alto di un soffio, cerca di scuotere il capitano, la propria squadra dopo il gol subito. Stesso Bonmassar va a chiudere qui Suaresco, rimessa laterale per la Lombardia, presta subito altissimo qui il Trento. Vivian protegge bene, riesce a servire ancora Bonmassar che se la porta sul destro con una doppia suolata, perde poi forse l'attimo per servire il compagno per calciare, la va comunque a recuperare il capitano e gira indietro da Vivian, quale serve Jonuzowski, la fa passare in qualche modo, poi Levri combatte ancora Jonuzowski, la scivolata qui di Rocdi è puntuale, rimessa laterale per il Trento sotto 1-0, gol di Valente per la Lombardia. Pallone allargato ancora per Bonmassar che cerca di nuovo di liberare il suo mancino, gesto di stizza del capitano del Trento, fuori ancora non di molto, sta prendendo le misure qui Bonmassar. Pallone ora lungo per Valente che la riesce anche a spizzare di testa, la segue con lo sguardo Creazzi. Prima che il pallone appunto si spenga sul fondo, Creazzi va subito vicino da Vivian, Bonmassar anticipato da Baconi che ha fatto il suo esordio nel match. Dovrebbe aver preso il posto di Rocdi se non andiamo errati, anzi no, Rocdi ha battuto questa rimessa laterale. Eccolo qui Baconi che guadagna, anzi no, la rimessa è per il Trento. Proprio sotto gli occhi di mister Daniele Los, cerca ora questa imbucata Vivian, poi in due tempi Creazzi, dopo il tocco di Valente, e Creazzi va a lungo dalle lunghe leve di Levri, ma è ancora Lombardia con Maconi che sfiora il raddoppio sull'invito di Valente, pallone largo, qui la Lombardia sfiora il secondo gol. Partita decisamente meglio la formazione di mister Craperi, meritatamente in vantaggio a mio avviso quando scocca in questo istante il quinto minuto. Intanto Bonmassar ancora fuori di un niente, lamenta una trattenuta, ma secondo me è giusto lasciar proseguire. Sono proprio queste le migliori occasioni create dal Trento sulla caparbietà di Capitan Bonmassar. Sarà rimessa dal fondo, il pallone era già uscito, Valente chiedeva il calcio d'angolo. E allora Creazzi andrà a lungo verso Levri, cinturato da Campari fallosamente a giudizio dell'arbitro. Protesta di Campari con il secondo fallo commesso dalla Lombardia, protesta anche Valente. E punizione ora praticamente all'altezza del dischetto del tiro libero. Vivian ha sistemato il pallone ma si asciuga anche le suole Capitan Bonmassar, con Pellegrini che sistema la barriera. Si stacca Rocdi a protezione del palo, l'unico uomo in barriera è Valente. Bonmassar e Vivian su questo pallone. Larghi Jonuzowski e Levri, arriva il fischio dell'arbitro, Bonmassar direttamente a rete e arriva sì adesso il gol del capitano che pareggia la situazione. Punizione imprendibile e a 5:23 nel corso del primo tempo il Trento l'ha rimessa in parità 1-1. Punizione vincente allora di Bonmassar che risponde all'iniziale vantaggio della Lombardia con Valente. Siamo a 5:30 sul cronometro della prima frazione, 1-1 tra Trento e Lombardia. Jonuzowski la fa viaggiare ancora per uno scatenato Bonmassar, lo ferma Rocdi che poi fa ripartire i suoi. Maconi cerca di trovare poi Valente dalla parte opposta. Pallone troppo alto per il 9, rimessa per il Trento e Lombardia che
aggredisce alto adesso, pallone lungo ancora per Levri, ennesimo duello che si ingaggia con Campari, poi Valente si gira, Valente, la risposta di Creazzi, adesso sta salendo l'intensità qui al Palamazzetto tra Lombardia e Trento, tra Trento e Lombardia, 1-1 il punteggio, squadre che non si stanno risparmiando, il pallone passa qui per Maconi che però non è reattivo e poi la perde, allora Gianuzowski che riesce a portare il contropiede, Gianuzowski stringe troppo questo sinistro dopo aver fatto fuori 3 avversari con una bella finta, c'era anche Levri libero di ricevere, scelto di mettersi in proprio Gianuzowski calciando fuori di un soffio. Valente, intanto è entrato Caglierotti che di fatto scambia la posizione con Valente. Valente è stato retrocesso ora sulla laterale, mentre Caglierotti, maglia numero 3 si tratta di Boniperti ovviamente, maglia numero 3 della Lombardia, è andato a fare il pivot. Cambi da una parte e dall'altra sia per Craperi sia per Loss. Eccolo qui Boniperti che la fa viaggiare ancora per Valente che riesce a metterla in mezzo, il tiro, il salvataggio miracoloso sulla linea, fase confusa e rimane ancora lì il pallone, riesce Creazzi a bloccarlo, è stato Vivian che ha salvato praticamente a botta sicura, calcio sulla mano qui poi per Creazzi che ci ha messo davvero tutto se stesso per salvare, bravo anche Vivian, ma occasionissima qui per la Lombardia per ritornare in vantaggio. 6:45 sul cronometro del primo tempo, 1-1 tra Trento e Lombardia. Al gol di Valente per i lombardi ha risposto la punizione vincente di Capitan Bonmassar per Trento. E c'è bisogno del cambio per Trento, visto che Creazzi ha richiesto l'ingresso dello staff sanitario. Entrerà molto probabilmente per pochi secondi Toniolli, che ha già preso il posto in campo. Si riprenderà proprio dalla rimessa dalle mani di Toniolli. 6:45 nel corso del primo tempo. Toniolli va lunghissimo da Grandinetti che ha preso il posto di Levri, il pallone adesso che si impenna, Grandinetti ancora riesce a servire Bonmassar, se la porta sul sinistro, fermato da Valente, allora cerca il contropiede che però non si concretizza, la Lombardia fuori, allora di nuovo Toniolli, rientra in porta Creazzi, quindi è uscito con la maglia numero 9 Levri che è andato a rifiatare per il Trento, e Grandinetti che ora sta facendo il pivot, qui si lascia un po' andare, poi Vivian trova solo il piede destro di Pellegrini, rimessa, poi l'ultimo tocco sembra sia stato di Vivian, presa diretta, sembrava che la rimessa potesse essere del Trento che ora cerca di aggredire alto, va a stoppare adesso Boniperti che protegge di fisico nel duello tra giganti con Bonmassar. Pallone ancora per Maconi che però sbaglia, Campari in seconda battuta, quindi Valente, bel numero ancora di Valente che apre il gas, Valente di un soffio, Maconi stava arrivando praticamente con la porta tutta a disposizione, totalmente sguarnita. Grandinetti adesso protegge, va via col fisico su Campari, esce Pellegrini e la fa sua e mette subito in moto Boniperti che cerca di attaccare, 3 contro 2, Boniperti se la porta sul destro, Boniperti, Vivian fa ottima guardia in scivolata. 7:55 nel corso del primo tempo, 1-1 tra Trento e Lombardia. Con la rimessa che viene battuta da Maconi, si avvicina a Campari che cerca di metterla in mezzo, Grandinetti ci mette un piede a sua volta ed è una nuova rimessa praticamente dallo stesso punto per i lombardi. In mezzo arriva Boniperti mentre Campari allarga su Valente nel cerchio di centrocampo. Boniperti, Campari, Maconi cerca di prima l'imbucata verso Boniperti, fuori Grandinetti, nuovamente in campo Levri che ha
ha avuto bisogno di rifiatare. Intanto Januszowski sfiora l'incrocio dei pali con il mancino, anche se si erano aperti a destra e a sinistra Levri e Bonmassar. Ha cercato anche in questo caso il Trento la soluzione personale con Januszowski, lo stesso che aveva fatto prima. Intanto poi ci deve mettere attenzione il gol di Valente, ancora la fiammata della Lombardia. Vorrei anche rivedere eventualmente il replay se il tocco decisivo non sia stato di Bonmassar, però tutti festeggiano Valente. Lombardia allora che ritorna in vantaggio dopo il tiro non irresistibile di Boniperti, dopo la respinta di piede di Creazzi. Valente riesce a realizzare a 8:40 sul cronometro. Lombardia nuovamente in vantaggio 2-1. Doppietta quindi per Valente, che trova il tap-in di fatto vincente e continua a segnare per la Lombardia. Trova il tap-in vincente dopo la conclusione di Boniperti, non è riuscito ad allontanare Creazzi, palla ora proprio nella zona del portiere del Trento, che chiaramente deve di nuovo adesso cercare la strada per il pareggio. Levri, ennesimo duello con Campari, il pallone per Januszowski, Bonmassar, Vivian ancora verso Levri, fermato con ottimo tempismo da Campari, che poi lo aiuta a rialzarsi. Ci avviciniamo alla metà del primo tempo, 2-1 per la Lombardia. Vivian cerca la botta da fuori, pallone che ha rimbalzato fuori, ma c'è stato il tocco di Bonmassar, quindi la rimessa è per la Lombardia, che ricordiamo è da poco ritornata in vantaggio con la doppietta di Valente. Tanto adesso Boniperti fa tutto da solo, Boniperti murato da Vivian. Sarà calcio d'angolo per la Lombardia, che preme ora sull'acceleratore cercando di portarsi sul doppio vantaggio. L'incoraggiamento dalla panchina di mister Craperi. Angolo che va a battere Campari. Tanto è entrato con la maglia numero 5 anche il Fadri. Boniperti schiena troppo all'indietro, pallone alto sopra la traversa. El Fadri che dovrebbe aver preso il posto di Aresco, se non andiamo errati. Recupero adesso ancora di Campari, che cerca la gran botta di controbalzo con il mancino. Pallone fuori, anzi ha preso il posto di Maconi. E adesso fuori Valente, dentro Capitan Elefante, che va a fare il centrale. Si alzano i centimetri in difesa, Campari va a fare il laterale, si alzano i centimetri della difesa lombarda nel duello tra Levri e pivot di Trento ed Elefante, ultimo della Lombardia. 10 minuti 10 secondi sul cronometro del primo tempo, scavalcato allora la metà della prima frazione di gioco. Elefante impreciso qui, si aspettava una diversa posizione di probabilmente di Campari, è colui che stava dialogando, mentre Fatri va subito in pressione su Januszowski. Corridoio che si crea per vie centrali per Levri, ancora Januszowski cerca di andare via con il tacco del Fatri, poi in qualche modo il numero 5 la mette fuori, alleggerendo la pressione trentina. Januszowski alla battuta, Vivian dentro per Levri. Pomeriggio difficile per lui, ben contenuto dai centrali fin qui della Lombardia. Levri sta facendo tanto lavoro di fisico. Vediamo adesso la rimessa affidata alla Lombardia. Tra l'incredulità del Trento, anche la nostra, sembrava che ci potesse essere la rimessa appunto per i trentini, che hanno richiesto anche il time out, quindi non appena Trento tornerà in possesso di palla si andrà in panchina per la sosta, ed è proprio quello che avviene adesso. Però Daniele Loss lo annulla. Eccolo qui, abbiamo visto proprio il foglietto che viene consegnato al crono, ritirato dal collaboratore tecnico di mister Loss. Intanto buona la pressione qui della Lombardia, ma la rimessa ancora dei Trento. 11°
arriva adesso sì il time out. C'è stato un po' di indecisione per la panchina trentina. Mister Loss chiama time out. Trento 1, Lombardia 2, doppietta di Valente inframezzata dal momentaneo 1-1 di Capitan Bonmassar per il Trento. Formazione di nuovo in campo e allora si riprende con la rimessa laterale battuta dal Trento. Rientrato Grandinetti, quinto di movimento per Mister Loss. Il pallone è recuperato da Boniperti che va a calciare a porta vuota, pallone largo, mossa a sorpresa del tecnico trentino che chiaramente si gioca già il tutto per tutto per provare a rimettere il punteggio in parità. Fuori Boniperti, è rientrato Aresco, probabilmente il quintetto difensivo che sceglie Mister Craperi in vista sull'attuazione dell'avversario del power play. Vivian indossa la maglia azzurra come quinto di movimento, eccolo qui Bonmassar per Vivian, pallone lento rischioso, Vivian allarga dall'altra parte dove c'è Grandinetti, il rimpallo che non lo favorisce e allora il tentativo è quasi vincente da parte di Campari che ci ha provato. Vivian si è impegnato e ha corso verso la porta sguarnita. Mister Loss approfitta anche per dare indicazioni a Grandinetti. Larghi ci sono Jonuzowski e Levri. Bonmassar va Vivian, il pallone però è stato dato all'interno della metà campo ed è stata attribuita insomma l'irregolarità del doppio tocco del portiere. Cambio che viene effettuato in questo momento. C'è stato il rilancio del portiere ma è sbagliato perché si doveva riprendere da un calcio di punizione nella zona mediana del campo, punizione indiretta. Di fatto Vivian, portiere di movimento, ha ritoccato il pallone per la seconda volta all'interno della propria metà campo. Piccola ingenuità commessa qui da Trento che ha riconsegnato il possesso alla Lombardia che ha già battuto la punizione a 2. Grandinetti lascia lì per Campari, quindi Aresco che la fa viaggiare, pallone però fuori per Valente. Elefante va subito a prendere posizione al centro della difesa, ma è anche Vivian che arriva come quinto di movimento e Grandinetti allora in posta. Si va da Bonmassar, contenuto bene dopo il gol, aveva provato 2-3 conclusioni da fuori sul sinistro, poi non ne ha avuto più modo perché la Lombardia si è chiusa molto bene. Campari sta facendo una buonissima fase difensiva. Bonmassar scambia con Grandinetti. 12:40 sul cronometro del primo tempo, 2-1 Trento. 2-1 Lombardia, Trento in power play che sbaglia adesso. Bonmassar impreciso su Vivian che torna in porta, non facendo di fatto rientrare Creazzi. Pellegrini va a lungo, Bonmassar chiude e poi bravo anche Grandinetti a far carambolare il pallone addosso a Campari. Intanto dal Palatina di Lazzaro 0-0 il parziale tra Calabria e Puglia. Grandinetti resiste a Campari, riesce a sfondare, l'ultimo tocco
e della difesa, quindi ancora Grandinetti chiuso in mezzo a due, Grandinetti resiste, poi la perde, attenzione al contropiede che riparte velocissimo la Lombardia, Bommassar chiude tutto, situazione di 2 contro 0, Bommassar dentro per Grandinetti, è facilissimo andare a piazzare il pareggio, squadre lunghe e il pareggio è cosa fatta per il Trento che è ripartita alla perfezione. 2 contro 0, assist di Levri, il pareggio di Grandinetti, anzi assist di Bommassar, il pareggio di Grandinetti. (13:42) allora, nel 13:22 nel corso allora del primo tempo. Grandinetti rimette la situazione in parità, ingenuità qui comunque della Lombardia che non è riuscita a sfruttare un contropiede praticamente a campo aperto. Ora Bommassar e Campari ingaggano questo duello facendosi rubare il pallone e consentendo a Trento di ripartire in situazione di 2 contro 0. Cinico e spiedato l'attacco trentino con il tentativo adesso provato da Aresco che chiude troppo il sinistro. Bommassar controllato con calma il pallone e ha servito Grandinetti, eludendo anche l'uscita di Pellegrini. Intanto un gran spunto qui di Bommassar ancora col mancino, lo scarico per John Uzzoschi che rientra sul destro. John Uzzoschi, Pellegrini la riesce a chiudere e Trento chiaramente adesso galvanizzato al 14° esatto del primo tempo. John Uzzoschi dietro da Bommassar, vincente quindi la mossa di mister Daniele Loss di schierare il quinto di movimento con cui ha trovato il pareggio nel bene o nel male, perché comunque era in fase di power play con Vivian in porta. Attenzione, qui c'è stato il tocco, sembrava in presa diretta esattamente come Valente stava protestando, sembrava il tocco di Vivian, ma la rimessa è stata affidata a Trento. John Uzzoschi per Vivian, dentro per Levri, in due tempi se la fa scivolare dalle mani Pellegrini che va ora lungo proprio da Valente che è tornato a fare il pivot. Bommassar, buona la diagonale, buona la chiusura, poi riesce a fare viaggiare Levri che ne ha due addosso. Levri cerca di sfondare, Elefante gli mette il pallone in fallo laterale quando ci avviciniamo al 15°, 14:40 per l'esattezza sul cronometro del primo tempo. 2-2 tra Trento e Lombardia. Palla dentro per Levri, Elefante anticipo secco e allora contropiede Lombardia, Elefante ancora, Elefante ha cercato la conclusione. Bommassar nel duello a distanza tra capitani è andato a deviare. Lombardia che ora chiede il time out, ne approfittiamo anche noi per un piccolo break. Al 14° minuto e 55 secondi nel corso del primo tempo si riprenderà con un calcio d'angolo per la Lombardia. Il parziale è di 2-2 tra Trento e Lombardia. Primo tempo che a Lazzaro sta per terminare, mancano appena 20 secondi tra Puglia e Calabria ancora ferme sullo 0-0, qui mancano ancora invece 5 minuti e 4 secondi e calcio d'angolo per la Lombardia raggiunta dal gol di Grandinetti sul 2-2, 2 volte in vantaggio la Lombardia, doppietta di Valente che mette ora in mezzo questo pallone. C'è stata una deviazione e sarà un'altra rimessa in zona d'attacco per i lombardi che si affacciano con Rocdi. Quindi il tentativo di Aresco, la botta potente, trova solo il corpo di Bommassar. Altra rimessa di Rocdi che rischia qualcosa con il pallone in movimento. Valente non riesce ad allargare, preferisce andare dietro da Pellegrini che alza questo
campanile che sbatte contro il tetto del pala Massimo Mazzetto, che ricordiamolo ha riaperto i battenti dopo praticamente 5 anni in occasione concomitanza del torneo delle regioni. Grandinetti cerca il numero, cerca lo spunto. Pala Mazzetto che ha rappresentato il centro viola, che ha rappresentato gli anni d'oro della Viola Reggio Calabria. Qui ha giocato gente del calibro di Manu Ginobili e tanti altri, con tanto di foresteria. Attenzione, adesso torniamo in presa diretta. Un buon Masar, però non trova nessuno, c'è solo Aresco che prova a far ripartire i suoi. Fa buona guardia a Vivian, che ora scarica su Gianuzowski. Ancora Gianuzowski cerca il dialogo con Grandinetti. Grandinetti va a calciare, tiro debole, prevedibile. Valente la fa sua, 16° sul cronometro del primo tempo. 2-2 Trento Lombardia. Valente, pallone, attenzione, perso ora da recuperato Giorgioschi, perso da Aresco, e allora la bomba di Bommassar che fa tremare la traversa, vicino al primo vantaggio del match il Trento, vicinissimo con questa conclusione ancora di Capitan Bommassar, migliore in campo a mio avviso dei suoi. Campari impreciso qui, pallone termina fuori. Andiamo anche a ricordare che l'organizzazione tecnica e la regia in streaming della fase eliminatoria del torneo delle regioni è curata del trofeo delle regioni edizione chiaramente 2024, a cura della società Alfa Video Produzioni di Catanzaro. Oggi insieme a me alle telecamere Franco Cufari, che ringrazio caldamente, e un saluto anche a Piero Siglari, che invece sta trasmettendo dal Pala Mazzetto di Lazzaro, dal Pala Attinà di Lazzaro. Campari adesso alza questa traiettoria docile nelle mani di Creazzi. Vivian fermato da Boniperti, che ha ripreso il suo posto in campo con Valente e poi Rocdi e Campari che segue come un'ombra Levri. Bommassar, attenzione adesso a Levri, pallone per Gianuzowski, pericolosissimo il mancino, cercato il rasoterra, attento qui Pellegrini, non era facile neanche vederla sbucare. Bommassar alla battuta, Vivian in mezzo, ancora Pellegrini a metterci il piede. Bommassar allarga per Gianuzowski, stop lungo con Vivian costretto a retrocedere. Pallone adesso che sfila e sarà rimessa per la Lombardia. Rocdi riparte da Campari, la scucchiaiata in zona Boniperti che si gira, la respinta Rocdi in seconda battuta, grande intervento qui da parte di Creazzi. Poi Vivian perde il pallone, fallosamente a giudizio dell'arbitro, non c'era arrivato Rocdi. Poi su questo invito da parte di Boniperti è il terzo fallo commesso dalla Lombardia, uno solo commesso invece dal Trento. Gara che è andata comunque, si è visto fin qui giocare tanto con pochi falli, 4 falli appunto giuste sostanzialmente le decisioni arbitrali fin qui, a parte qualche dubbio su qualche rimessa laterale. Che ora Trento perde il pallone, Rocdi lo va a rimettere in gioco per Valente, si fa vedere per via centrale, capisce tutto Levri e poi è Bommassar a chiudere, ma ancora Valente, 3 contro 2, Valente scalda le mani di Creazzi che con la punta delle dita e con un colpo di reni la alza sopra la traversa. Erano anche larghi Rocdi e Boniperti, Valente ha scelto la botta da posizione centrale, palla ancora dentro per Valente che chiede l'angolo, ma qui l'ultimo tocco è nettamente il suo. 2:28 all'intervallo, 2-2 tra Trento e Lombardia. Bommassar lascia sul posto Rocdi che poi rischia con questa trattenuta, arriva sì il fallo, anzi no, rimessa laterale per la Lombardia. E infatti mima il gesto della maglia trattenuta Bommassar. Rocdi qui con mestiere, porta a casa una rimessa laterale, si va indietro da Campari, il tocco è per lui, ancora Campari, Bommassar forse con un braccio, riparte comunque Trento. Gianuzowski non vede arrivare a sinistra Vivian
e perde anche il pallone. La rimessa è per i lombardi. 2-12 all'intervallo. Campari dialoga con Rocchedi, ci mette un piedone ancora Capitan Bonmassar. Sempre Rocchedi alla battuta della laterale, palla per Pellegrini che rischia tantissimo sulla pressione di Rocchedi. Allora prateria per Valente che cerca di sfruttarla tutta. Rocchedi non si arriva sul secondo palo perché c'è Creazzi che allontana in spaccata, ma ancora Lombardia. Rocchedi, c'è il fallo credo attribuito a Rocchedi. Si torna indietro con la battuta qui di Trento, disattento Gianuzzoski, quarto fallo della Lombardia, fase confusa, Rocchedi cerca di mettere ordine, lascia sul posto Bonmassar, Rocchedi fermato da Vivian, in seconda battuta cerca di arrivare Boniperti, poi Valente in scivolata, tutto regolare per l'arbitro, sarà solo una rimessa laterale, sarà laterale per Trento, pronto a rischiarare il quinto di movimento. Valente intanto controlla, 1,5 all'intervallo. Rocchedi, Valente la controlla col petto e riparte da Campari che mette ordine per i suoi. Lombardia è completo, tenuta nera, totalmente bianca per il Trento che perde adesso il pallone. Boniperti in mezzo, Valente pecca forse qui di altruismo. Boniperti salva Vivian praticamente come se avesse fatto un gol. Sfiora il tris, qui la Lombardia applaude ovviamente mister Claperi l'operato dei suoi ragazzi che stanno giocando meglio in quest'ultimo scorcio di primo tempo, meglio del Trento. Boniperti resiste, Vivian chiude per l'ennesima volta in calcio d'angolo. Lombardia che chiude in attacco, vedremo se sarà o meno così. Ultimi 66 secondi, poi sarà riposo. Calcio d'angolo, torniamo in diretta per la Lombardia. Campari, il tacco di Vivian. Allora Bonmassar cerca di ripartire in contropiede. Campari non si fida e la mette in fallo laterale. Quinto di movimento, anzi no, Grandinetti è ritornato solo sul parquet, riprendendo il posto di Gianuzzoski. 60 secondi che sono partiti esattamente in questo istante. Adesso ne mancano 58. 2-2 Trento-Lombardia, rientra Maconi che prende il posto di Rocchedi. Grandinetti allarga per Vivian, palla dentro per Levri, Campari esce, poi gran numero qui di Grandinetti che non riesce a superare Boniperti, il quale parte contro la porta avversaria. Grandinetti smorza Vivian, la riesce a bloccare Creazzi che va ancora da Vivian. Ultimi 40 secondi. Bonmassar sfida ora Maconi. Bonmassar la suolata, ancora Bonmassar, lo porta benissimo sull'esterno Maconi. Il recupero di Campari, contropiede 3 contro 2 della Lombardia. Campari appoggia a destra dove c'è Valente, cerca la puntata in mezzo, il piatto in mezzo. La deviazione di Grandinetti, ma è ancora Lombardia che resiste in attacco. 18 secondi, Valente l'1-2, si chiude con Maconi, deve metterci la punta poi Levri a salvare in calcio d'angolo. 15 secondi all'intervallo, Maconi alla battuta, 2-2 il parziale del Palamazzetto, con Grandinetti che fa scudo col corpo sul destro di Boniperti. Campari, 10 secondi, Valente, Campari, il lob, Boniperti fermato da Grandinetti. Allora ultima azione per Trento, ma arriva la sirena, si va al riposo. Trento 2, Lombardia 2. Mentre 0-0 da Lazzaro tra Calabria e Puglia. E allora andiamo anche noi in pausa, ci rivedremo tra poco per la seconda frazione di gioco. Trento e Lombardia si congedano dalla prima frazione sul 2-2. La doppietta di Valente per la Lombardia, 2 volte in vantaggio i lombardi, 2 volte raggiunti dal Trento con i gol di Bonmassar e Grandinetti. Ti lascio qui, Franco.
Nuovamente allora ben trovati in diretta dal Palamazzetto di Reggio Calabria. Lombardia e Trento sono di nuovo schierate sul parquet, tutto pronto per iniziare la seconda frazione di gioco. Primo tempo che si è chiuso sul 2-2 alle reti alla doppietta di Valente, per 2 volte in vantaggio la Lombardia. Hanno risposto Capitan Bonmassar e Grandinetti per il Trento. Mentre da Lazzaro Calabria e Puglia sono andati al riposo sullo 0-0, Calabria quindi 7 punti, finisse ecco, dopo la prima frazione di gioco il girone è 4 punti per Trento, 1 per la Lombardia, 4 anche per la Puglia, e Trento che dovrebbe essere in svantaggio rispetto, anzi è in svantaggio in questa ipotetica situazione all'intervallo rispetto alla Puglia, -4 la differenza reti, +1 invece la Puglia. Credo che si aspetti anche il fischio d'inizio dell'altra gara tra Calabria e Puglia. I giocatori ne approfittano per fare qualche palleggio, anzi devo correggermi, sembra esserci un piccolo buco nella rete della porta che andrà a difendere in questa ripresa Creazzi. Vediamo come si schiera il Trento. Creazzi appunto tra i pali, Bonmassar, Vivian, vediamo anche Gianuzzoski e Levri, questo è il quintetto scelto da mister Loss. Dall'altra parte risponde la Lombardia con Pellegrini in porta, Campari, Campari Valente, Maconi, e in punta c'è Boniperti. A colloquio ora l'arbitro Mazzara con il crono Santa Caterina, secondo arbitro Roberto. Tutti e tre della sezione di Reggio Calabria. Come possiamo vedere si sta sistemando la porta alla nostra sinistra che sarà difesa da Creazzi per questa ripresa. Sembra tutto ok e si può allora riprendere le ostilità, sportivamente parlando. Via al cronometro e si riprende a giocare con la Lombardia che gioca il primo possesso della ripresa. Valente trova Boniperti dietro da Campari che allarga a destra, troppo forte, fuori misura verso Valente. Rimessa quindi per Trento che riparte da Vivian. Gianuzzoski a cercare Levri, ma l'anticipo di Campari, poi attenzione il tiro e riesce con un colpo di Reni qui Creazzi a strappare anche gli applausi del Palamazzetto dopo la deviazione di Vivian. Pallonetto che per poco non ha beffato Creazzi, bravo con la mano di richiamo a metterla sopra la traversa, angolo già battuto per la Lombardia. La deviazione di Levri sul destro potente cercato da Campari. E altro angolo che sempre Valente andrà a battere, il blocco di Maconi che libera Campari, stavolta col mancino, deviazione di Vivian, ancora in controtempo Creazzi, prova a ripartire Trento, Levri guadagna una rimessa, Polla Geca aveva cercato di ribaltare il fronte, non era arrivato a sinistra Bonmassar con la rimessa per i trentini, che va a battere proprio sotto la nostra postazione Gianuzzoski per Vivian che allarga male, Valente arriva a lui, va a calciare cercando questo rasoterra, nessun tocco, anzi sì, c'è stato il tocco di Creazzi, angolo per la Lombardia, il terzo battuto già dopo i primi 43 secondi di questa ripresa. Sempre verso Campari il pallone di Valente, quindi Boniperti che fa scudo col corpo, poi si libera per il tiro. Fuori equilibrio con il corpo, il mancino non sortisce gli effetti sperati, non trova il bersaglio grosso. Palla lunga per Levri che ne ha giocate davvero poche in direzione della porta. Ancora Levri e Bonmassar dialogano. Bonmassar trova il buco d'angolo, il pertugio giusto per il vantaggio del Trento.
triangolazione perfetta con Levri, il capitano porta a casa la doppietta, è la prima vera occasione nella ripresa di Trento, porta i suoi per la prima volta in vantaggio nel match, 1 minuto e 2 secondi nella ripresa, Trento 3, Lombardia 2. Primo vantaggio nel match per Trento, Bonmassar, doppietta per lui. Sull'assist di Levri, servito adesso ancora da Creazzi, autore di un paio di interventi importanti in controtempo nonostante le doppie deviazioni di Vivian. È riuscito a salvare la sua porta il portiere del Trento. Preziosi questi due interventi perché poi dall'altra parte preziosissimo e consentirebbe ai ragazzi di Mister Loss di volare a quota 6 punti. A prescindere dal risultato finale si dovrà andare infatti a effettuare tutto il conteggio sulla base di tutti i gironi della categoria Under 19 della 60ª edizione del torneo delle regioni che viene ospitato quest'anno dalla Calabria. Calabria che ha ottenuto la qualificazione con la sua Under 15, eliminata invece l'Under 17, Calabria che affronterà con l'Under 15 domani il Veneto, qualificata anche la femminile come seconda, e si dovrà poi capire contro chi giocherà, sorteggi ancora non effettuati per la femminile almeno fino a prima del match che stiamo commentando. Calabria sconfitta oggi 3-2 dalla Puglia femminile. Nella zona di nessuno il pallone di Maconi, quindi Bonmassar la finta, guadagna una rimessa laterale, Valente ha toccato per ultimo, 2 minuti 2 secondi, Trento che è passato per la prima volta in vantaggio, doppietta di Bonmassar, in mezzo al gol di Grandinetti che ha preso adesso il posto di Vivian, palla lunga per Levri che la domestica alla perfezione, ancora Levri che la protegge, arriva Gianuzoschi, Valente capisce tutto, contropiede Lombardia, c'è Boniperti, il pallone per lui, Boniperti, Lombardia che rimette di nuovo la situazione in parità, 2 gol, un assist per Valente che ha praticamente il 90% del merito su questo gol che porta però la firma di Boniperti. Lombardia allora che ristabilisce la parità al Palamazzetto, contropiede di Valente, situazione di 2 contro 1, bravissimo Valente a chiudere l'azione, a far ripartire i suoi ed è a mio avviso un giovane da tenere in considerazione qui Valente, maglia numero 9, 2 gol oggi, ha segnato anche nelle prime 2 giornate e ha sfornato poi l'assist qualche istante fa che ha consentito a Boniperti di rimettere la situazione in parità 3-3 tra Lombardia e Trento. Era bello l'appoggio di Grandinetti, il palo di Gianuzoschi, poi il miracolo di Pellegrini, Trento di nuovo vicinissima al nuovo vantaggio con Boniperti qui che la tocca per ultimo, Gianuzoschi, prima il palo poi Pellegrini a dire di no al numero 8 del Trento che ci prova ancora, ma è ancora Pellegrini dopo un'altra bella sponda di Grandinetti che va a chiudere ora su Campari, Valente allontana, l'ultimo tocco di Grandinetti, rimessa Lombardia, si alzano i giri dell'intensità qui del match tra Trento e Lombardia al Palamazzetto di Reggio Calabria, terza e ultima giornata del girone, parziale di 3-3 al terzo minuto della ripresa. Campari scarica per Valente, il recupero per un attimo di Bonmassar, poi quello di Gianuzoschi, ma ancora Valente in campo aperto, Valente, mamma mia che gol, ne fa fuori 4 e poi non perdona su Creazzi, Valente riporta in vantaggio la Lombardia, tripletta per lui, c'è anche l'assist per Grandinetti, Lombardia che la ribalta dopo l'iniziale vantaggio del Trento in avvio di ripresa di Bonmassar, Valente fa tutto da solo e un altro bellissimo gol per il numero 9 lombardo. Lombardia allora di nuovo in vantaggio 4-3 sul Trento, il fallo qui di Rocdi su Gianuzoschi.
Grandinetti va in panchina, rientra Levri, ma qui Valente è assolutamente di gran lunga il migliore in campo del match e della Lombardia. Arriva il fischio dell'arbitro, blocco di Rocdi per la conclusione, però alle stelle da parte di Campari. Sempre questo è il leitmotiv su calcio d'angolo dei lombardi, con Bomassar che ora va via con un bel numero su Rocdi, ancora Bomassar a proteggere. Poi si gira, non trova compagni, cerca adesso aiuto in Vivian che in qualche modo cerca di farla pervenire a Levri. Fase confusa, l'ultimo tocco però di Levri, si accontenta della rimessa a Pellegrini. Pronto ad andare lungo, credo, verso Valente, così è. Vivian, disimpegno di testa, seconda battuta arriva Aresco, quindi Campari e allora Rocdi. Di nuovo per Valente che fa viaggiare ancora il compagno con la maglia numero 10. Levri arriva a sporcare la traiettoria. Rimessa calcio d'angolo per la Lombardia. Altro richiamo per Rocdi su uno spalla a spalla comunque che mi sembrava abbastanza tranquillo e sereno, ci poteva stare. Calcio d'angolo per la Lombardia, palla dentro per Valente, fermato sul più bello da Vivian che allarga ora per Bomassar che prova a farla viaggiare. Esce Pellegrini e la fa sua, la lascia lì dove c'è Campari. Alza il pressing ora Trento che deve recuperare un gol di svantaggio, ma siamo già dall'altra parte con Valente per Rocdi. Ancora Rocdi, si salva Creazzi, poteva scaricare ancora per Valente. Rocdi ha cercato la conclusione personale e poi prova il corridoio Bomassar in maniera interessante verso Jonuzowski che però arriva con un pizzico di ritardo a 4,50 nel corso della ripresa. 4-3 il parziale in favore della Lombardia. Tripletta di Valente, gol di Boniperti dopo il 2-2 della prima frazione. Bomassar aveva riportato in vantaggio, aveva portato per l'unica volta in vantaggio nel match Trento. È durato praticamente 2 minuti il vantaggio del Trento. E attenzione dall'altra parte allo stesso Trento con Vivian che cade sul più bello, poi resta a terra dopo un colpo alla testa. Gioco che si deve fermare, contropiede della Lombardia fermato giustamente. Con Vivian che non è arrivato in spaccata sul pallone messo in mezzo da Jonuzowski, azione pericolosa del Trento, e poi ha ricevuto un colpo fortuito alla nuca. Subito ha chiesto l'intervento dello staff medico. Vivian che rimane a terra. Timida protesta chiaramente della Lombardia che era ripartita in una situazione di 2-0. Ma il gioco andava assolutamente fermato come da regolamento dopo un colpo alla testa per un giocatore. Applausi adesso per Vivian che deve ovviamente andare in panchina. In campo con la 10 fa il suo esordio nel match Siesto. Speriamo ovviamente nulla di grave per Vivian. C'è da asciugare il parquet prima della ripresa del gioco. 5 minuti e 17 secondi nel corso della ripresa. 4-3 Lombardia, trascinata da uno straordinario Valente. Gioco che è ripreso. Rocdi per Aresco, si va da Campari. Rocdi tutto solo, libero di ricevere, sfida con lo sguardo Bomassar, l'1-2 che si chiude, anzi no, bravo anche qui il neoentrato Siesto a chiudere, ma è ancora possesso della Lombardia. Valente, protagonista di questo match con 3 gol e un assist, praticamente ha messo sempre la firma sulle 4 realizzazioni della Lombardia. Ancora Valente, spalle alla porta, viene fermato da Siesto che ora riparte, non ha compagni. Siesto allora cerca di mettersi in proprio, lo ferma Campari che dialoga ancora con Valente. Il pallone forse toccato con un braccio da Bomassar. Si continua a giocare con Pellegrini che ripulisce la propria area, consegnando di fatto la disponibilità della rimessa all'altro collega avversario Creazzi, pronto a rimettere in gioco. Creazzi va lungo verso Levri che riceve al limite dell'area, il pallone che è conteso da Aresco,
che arriva in seconda battuta, scarica adesso su Rocchi, fermato da Bommassar. Allora Jonuzowski riparte, bello il pallone qui, l'idea almeno di Levri, pallone però un po' timido, riesce comunque Campari insieme a Rocchi a salvare la situazione, concedendo solo una rimessa laterale al Trento che ha già battuto. Vedremo se Mister Loss in questa situazione di svantaggio sceglierà, come nel primo tempo, di schierare il quinto di movimento. Doppio cambio per la Lombardia, rientrano Maconi ed El Fadri, maglia numero 5. Hanno preso il posto di Rocchi e di Aresco, se non vado errato, sì, Aresco è uscito. Valente va a fare il pivot e viene ora servito proprio da Campari. Dialogano i due, ancora Campari, alleggerisce a sinistra dove c'è El Fadri. Ancora Campari che osserva e studia il da farsi, palla per Maconi che va a terra, contropiede Trento, Jonuzowski incespica sul pallone, seconda battuta Siesto, poi il contropiede con l'uscita di Grazzi che la tiene anche in campo, quindi Bommassar che rientra sul sinistro, prova a calciare Bommassar, c'è stata la deviazione credo di El Fadri con la schiena, Valente si impegna, la tiene in campo e la fa carambolare addosso a Bommassar, nuova rimessa per la Lombardia che si salva in questa situazione, mentre Mister Loss ordina un pressing alto ai suoi ragazzi. Pallone dietro per Campari, gioca in ampiezza la Lombardia e il Fadri dentro ora per Valente che rischia di perderla. Campari mette ordine e ora sventaglia dall'altra parte, male però verso il Fadri. 12:39, 4-3 Lombardia, rientra Grandinetti e rientra anche Vivian dopo il colpo alla nuca ricevuto. Escono Jonuzowski e credo sì Levri. Fallo in attacco però qui fischiato a Grandinetti. Primo fallo commesso nella ripresa anche da Trento, 1-1 la situazione falli, 4-3 per la Lombardia la situazione del punteggio. Campari dentro, Valente col tacco, cerca un assist al bagio verso El Fadri. Sempre 0-0 invece da Lazzaro tra Calabria e Puglia, con Grandinetti che protegge ora questo pallone, va a terra e guadagna un calcio di punizione. Fallo attribuito a Maconi, che dubbio rimane, sembrava pulito l'intervento, andremo poi a rivederlo. Della nostra diretta. 12:23 alla fine della partita, Trento che ci prova con questa situazione ora da palla inattiva, Vivian e Bommassar sul pallone, più o meno da quella posizione Bommassar aveva realizzato il gol del momentaneo 1-1, ma adesso va via Bommassar ed è Vivian che rimane sul pallone, fuori Grandinetti, penso per un problema fisico dopo questa caduta, dopo la caduta precedente, ed è rientrato credo Jonuzowski, se non ho visto male. Grandinetti addirittura sembra un problema alla caviglia sinistra. Zoppica vistosamente aiutato dai componenti della squadra di Trento ad accomodarsi in panchina. Tutto pronto allora per il calcio di punizione, vediamo se Vivian direttamente andrà in porta. Arriva il fischio dell'arbitro, Vivian direttamente a rete, anzi no, era uno schema verso Siesto. Confermo che è rientrato Jonuzowski, sarà calcio d'angolo per Trento, anzi rimessa laterale, pardon. Con l'arbitro fa rispettare la distanza del Fadri. Bommassar. Vivian la fa passare, la tiene lì in due tempi Pellegrini, che va corto da El Fadri, la finta, ancora El Fadri, scarica per Campari, quindi Valente. Campari, ancora Valente, con un tunnel con il tacco, chiude tutto Vivian, poi impreciso verso Bommassar, sembra anche un po' di stanchezza iniziare anche ad affiorare per Trento, che ha da recuperare un gol di svantaggio per sperare nella qualificazione magari come migliore seconda. Bommassar chiude,
Valente, Bonmassar ancora, in mezzo però non ci sono maglie bianche, recupera Januszowski con un braccio a giudizio dell'arbitro, era ripartito Vivian. Secondo fallo commesso da Trento, 2 come quelli commessi dalla Lombardia, che però sta conducendo 4-3 quando siamo a 9:25, a 8:25 perdon, sul cronometro della ripresa. Campari alla battuta nel cerchio di centrocampo di questo calcio di punizione. La scucchiaiata per Valente che la domestica prima col petto, poi col destro e poi sbaglia tutto. Campari era troppo avanzato per ricevere questo pallone. Vivian riparte da Bonmassar che punta a Maconi proprio sotto la nostra postazione. Ancora Bonmassar, guadagna metri, arriva il raddoppio del Fatri. Bonmassar scappa in mezzo, lo scarico per Siesto, la deviazione credo con le parti nobili da parte di Campari. Angolo per Trento, palla fuori per Vivian, se la porta sul destro, la prova a far filtrare per Januszowski, la chiusura di Campari, contropiede di Valente, il pallone per Maconi, il salvataggio ancora miracoloso di Creazzi che tira giù la saracinesca strappando gli applausi del pubblico presente qui al Palamazzetto di Reggio Calabria. Vivian invece a sinistra cerca e trova il corridoio per Bonmassar, troppo lungo, si impegna il capitano ma non la riesce a tenere in campo. 9 minuti 13 secondi nel corso del secondo tempo, va a rifiatare Valente, rientra Boniperti, praticamente i 2 giocatori che hanno segnato le 4 reti della Lombardia. Januszowski protegge questo pallone da un doppio attacco, Januszowski riesce a sfondare, forse un fallo su di lui, si continua a giocare, Boniperti la porta via e riesce a servire il Fatri, dall'altra parte sta arrivando Maconi e il Fatri rientra, perde forse l'attimo per scaricare il pallone, ne fa fuori 2, riparte da Campari e allora Boniperti tutto solo a sinistra, sbaglia però lo stop il numero 3, rimessa per Trento. Rientra Aresco che ha preso il posto di El Fatri. Bonmassar raddoppiato, scarica su Vivian che deve ripartire da Siesto. Siesto lascia sul posto Boniperti, ancora Vivian che guadagna il centro, palla dentro per difficile comunque per Januszowski. Rimessa già battuta dalla Lombardia. Rocdi è rientrato anche lui sul parquet, ha preso il posto credo di Maconi. Sì, Maconi tornato in panchina. Rimessa che va a battere ora Bonmassar. Vivian palla dentro, timida, tutto facile per Pellegrini, cerca subito di rimettere in moto Rocdi. Il tocco non c'è stato da parte di Siesto nel duello tra numeri 10 sulla banda destra del fronte offensivo lombardo. 10 minuti 25 secondi, abbiamo scavalcato la metà della ripresa, si giocano gli ultimi 10 minuti della terza e ultima giornata del girone E, fase a gironi con il pallone dentro per Vivian, destro largo. Sempre 0-0 invece da Lazzaro con Aresco intanto che trova solo l'esterno della rete dopo la deviazione di Creazzi. 0-0 sempre tra Calabria e Puglia nella contemporanea che si gioca a Lazzaro. Lombardia invece che qui conduce per 4-3 su Trento. Palla per Rock di in mezzo, ci mette ancora il piede Creazzi. Pomeriggio di grande lavoro per l'estremo difensore di Trento, che ora segue con lo sguardo il destro di Boniperti e poi va lungo Creazzi verso Vivian che cerca con il colpo di tacco di servire la corrente Levri che è ritornato sul parquet. Guadagna una rimessa in zona offensiva Trento. Alla battuta Vivian, si fa incontro Rocdi, pallone fuori per Bonmassar che rischia di perderla e la perde, contropiede allora per Rocdi che viene fermato sul più bello da Siesto con una scivolata provvidenziale.
Pallone in mezzo, tutto solo Boniperti, ci mette ancora un intervento su per Creazzi, contropiede di Vivian che dall'altra parte impegna Pellegrini, il quale chiude benissimo le gambe. Squadre lunghe, squadre che mi sembrano anche ovviamente provate dal punto di vista fisico, 3 gare in 3 giorni naturalmente si iniziano a fare sentire. Pallone per Vivian che cerca la botta in mezzo, Leveri non ci arriva sul pallone, poi Aresco a guidare il contropiede lombardo, ancora Aresco fermato forse fallosamente, così è da Bonmassar ed è il terzo fallo commesso da Trento. Punizione da posizione defilata verso la banda destra del fronte d'attacco della Lombardia. Della battuta si incarica probabilmente Boniperti, sì, vanno via sia Campari sia Aresco, mentre Creazzi cerca di sistemare i suoi 4 compagni di movimento. Arriva il fischio dell'arbitro, Boniperti direttamente a rete, a respingere il tiro è stato Rocdi, non riesce però ad allontanare bene Trento con la Lombardia ancora in possesso. Rocdi, Boniperti fermato da Siesto che ha avuto un grande impatto sul match, è entrato molto bene Siesto, fermato ora qui da Aresco, trattenuta e giallo sacrosanto per Aresco. Ovviamente ci correggiamo, non è il giallo per Aresco, Aresco ha subito il fallo, il giallo è per Siesto che se non vado errato è stato ammonito anche ieri contro la Calabria. O meglio alla prima giornata contro la Calabria. Siesto, sì, confermo che ha già ricevuto 2 cartellini, non ricordo con la Puglia onestamente, non avendo il tabellino qui davanti, e intanto Boniperti ingaggia proprio il duello con Siesto che lo ferma in calcio d'angolo. Scorrono i minuti, sono 12 nel corso della ripresa e 2 secondi per l'esattezza. Calcio d'angolo Lombardia con la botta che coglie la traversa, la parte alta della traversa da parte di Aresco, non ci sono state deviazioni. Lombardia vicina al pokerissimo e arriva adesso, anzi no, c'è stato un fallo qui di Boniperti. E dovrebbe trattarsi del terzo fallo per la compagine lombarda, 4 invece commessi da Trento, 7:41 alla fine. Il fischio dell'arbitro, pallone di Siesto dentro verso Levri, chiude tutto Campari che poi non riesce a servire sulla sinistra Rocdi. Alla rimessa va Bonmassar, ma prima c'è il time out richiesto da mister Daniele Loss. 4-3 Lombardia, 7:35 dalla fine, vedremo se mister Loss rientrerà in campo con il quinto di movimento oppure no. Arriva il suono del crono Santa Caterina che segnala il ritorno in campo delle squadre. Come avevamo previsto, quinto di movimento per mister Loss.
Vivian indossa la maglia colore azzurro. Si gioca ovviamente il tutto per tutto, il tecnico del Trento. Vivian, Siesto, Bommassar, Levri e Jonuzowski. Questo è il quintetto di Trento che gioca ora col power play. Campari, Aresco, Valente, Rocdi. In porta Pellegrini, risponde così la Lombardia con Rocdi che ferma Bommassar in fallo laterale, rimessa per il Trento a 7:20 dalla fine. 4-3 Lombardia. Palla dentro che passa, attenzione Pellegrini, porta vuota Pellegrini, Vivian ci mette una mano, un miracolo autentico da parte del numero 11. Puglia Calabria intanto sempre sullo 0-0 a 2 minuti circa dalla fine. Puglia anche in bonus falli a quota 5, attenzione qui a Siesto che rischia di fare una siesta con il pallone tra i piedi in piena area di rigore, rischia di addormentarsi. Passateci chiaramente la battuta con la Lombardia che guadagna questa rimessa laterale. Vivian rimane in porta, non rientra Creazzi, quindi Rocdi troppo alla cieca, poi sbaglia anche Levri, ancora Rocdi, la frenata nuovamente Levri che la sporca in fallo laterale. Nuova rimessa per i lombardi, 13 minuti 7 secondi nella ripresa, quinto di movimento anche per la Lombardia che ha inserito, attenzione qui al richiamo per proprio il giocatore appena entrato per una sostituzione irregolare, giallo quindi sia a Pellegrini sia a credo Aresco per un cambio non operato correttamente. No, solamente Aresco è stato ammonito. Cambio non operato correttamente. Si riprende con la rimessa laterale per la Lombardia. Giallo ad Aresco. Eccolo qui l'avvicendamento tra Aresco e Pellegrini. Lombardia che risponde col quinto di movimento. Non c'è Creazzi in porta a difesa, alla difesa della porta del Trento. Rimane invece Vivian. Attenzione qui a Levri che per poco non portava via palla a Levri, a Valente. Poi attenzione, forse sì, assolutamente sì, fallo su Jonuzowski di Rocdi. Rientra Pellegrini, chiaramente mister Craperi ha cercato con il power play in situazione ovviamente di vantaggio di far trascorrere secondi importanti per mantenere il vantaggio. Trento che si rischiera col power play e allora Vivian scambia con Siesto, ancora Vivian, ancora Siesto, Bommassar, la pressione buona di Rocdi, cerca di superare la linea Trento con Levri che poi sbaglia, Valente allora si rilancia in campo aperto, troppa fretta qui da parte del numero 9 della Lombardia. Finisce intanto a Lazzaro 0-0 tra Puglia e Calabria, altro contropiede Lombardia. Rocdi, forse la chiude Rocdi, 5-3 in contropiede della Lombardia che ha 5,57 alla fine, a 6 minuti dalla fine si porta sul doppio vantaggio per la prima volta nel match. E serve adesso un'impresa a Trento per evitare la sconfitta e sperare di superare il turno come migliore seconda. Intanto è finita, lo ripetiamo a Lazzaro, 0-0 tra Calabria e Puglia. Calabria che chiude a quota 7 punti, chiude quindi da prima in classifica. Puglia seconda. Seconda a 4 punti, a quota 4 punti, time out richiesto ora da mister Craperi per la Lombardia, 5:37, qui mancano alla fine del match del Palamazzetto con il vantaggio per 5-3 della Lombardia. Apparentemente diciamo che sembra così inutile perché Lombardia già fuori dai giochi,
visto il pareggio ora tra Calabria e Puglia. Calabria 7 punti, Puglia 4 punti, Calabria qualificata come prima ai quarti di finale. E Trento che deve necessariamente ribaltare la situazione per scavalcare di fatto la Puglia, che ha chiuso a quota 4, lo ripetiamo, Trento che ha 3 punti. Anche perché in caso di parità la Puglia è anche in vantaggio, in caso di parità qui tra Trento e Lombardia, Puglia in vantaggio per la differenza reti, Trento che si era presentata prima del match a -4, ora è a -6, chiaramente andando in parità rimarrebbe a -4. Tutto da rifare qui sulla rimessa che andrà a battere l'autore del quinto gol realizzato poco fa per la Lombardia, Rocdi. In campo anche Elefante, fermato qui da Levri, però il Trento mi sembra anche un po' sulle gambe e anche un po' scoraggiato. Rimane Vivian in porta, non ritorna Creazzi, recupero di Bommassar, l'ultimo ad arrendersi, quindi Levri che trova ora bene Gianuzzoski, ancora Gianuzzoski che appoggia per Levri, Levri fermato da Campari. Deve crederci ovviamente il Trento, Lombardia che dal canto suo vuole i primi 3 punti della sua competizione, che comunque è destinata a terminare qui oggi. Vivian, power play Trento, 5-16 alla fine, 5-3 Lombardia. Siesto non trova Bommassar, oro colato per la Lombardia che fa trascorrere secondi importanti, con Pellegrini pronto a rimettere lungo verso Valente. Valente, il pallone passa, Valente ne fa 4 in questo match, vola la Lombardia a +3, doppiato praticamente ora il quintetto di Trento. 4 gol di Valente che stavolta supera Vivian. Massimo vantaggio allora ottenuto così dalla Lombardia, che doppia di fatto Trento, in vantaggio 6-3 i ragazzi di mister Gianmaria Caraperi, ed è un punteggio che chiaramente fa sorridere la Puglia, che al momento è seconda in classifica del girone E, ma dovrà confrontarsi anche con tutti gli altri gironi. Vedremo se sarà proprio la Puglia tra le migliori seconde a passare ai quarti. Calabria certa invece nella categoria Under 19 del passaggio del turno, dopo aver pareggiato 0-0 proprio oggi con la Puglia e aver chiuso davanti a tutti a quota 7. Vivian, il pallone passa e allora il destro fuori misura però di Levri, che da ottima posizione si divora una ghiottissima occasione. Scuri in volto e ora i giocatori del Trento, 4:30 alla fine, serve un miracolo alla squadra di Mister Loss, ma è ancora lo scatenato Valente che guadagna questa rimessa laterale. L'ultimo tocco è stato di Siesto, 4 gol, un assist per Valente su complessivamente quindi 5 gol, ci ha messo il suo zampino su 6 totali della Lombardia. Intanto esordio nel match per Russo con la maglia numero 11 nella Lombardia, 4:19 alla fine, 6-3 per i lombardi. Vivian va corto da Siesto, quindi Bommassar l'ultimo ad arrendersi dei suoi. Ancora Vivian, Siesto, 16° che sta per scoccare. Mancano adesso esattamente 4 minuti alla fine, 6-3 Lombardia. Power play Trento con Vivian nel mezzo della difesa lombarda. Ancora Bommassar, dentro per Vivian, il pallone passa, Elefante solo per un attimo, poi rischia di commettere il fallo, fallo che arriva, punizione però per la Lombardia, ed è quinto fallo credo del Trento. Arriva la segnalazione infatti degli arbitri, Trento in bonus falli. E sotto di 3 reti. Russo, fermato da Bommassar. Ancora Russo alla battuta della laterale.
Elefante fermato da Levri. Rimessa a Trento, l'ultimo tocco è stato della Lombardia, quindi cerca dalla lontanissima distanza, dalla lunghissima distanza Siesto di pescare il Zolli. Pellegrini invece anche lui, o meglio, fa lo stesso, mira imprecisa. Jonuzowski allora guida l'attacco di Trento, tenendo che Vivian superi la metà campo. Vivian cerca di attaccare, non c'è nessuno sul secondo palo, un po' povera di idee nella ripresa qui Trento. Lombardia che ha legittimato e che sta vincendo meritatamente questo confronto, nonostante ecco la squadra trentina. Attenzione adesso allo spunto di Russo che sfiora il 7 bello. Dicevamo, nonostante il vantaggio di Bomassar dopo 1 minuto e 02 per Trento, che aveva ribaltato la situazione dopo il 2-2 del primo tempo, portando i suoi sul 3-2. Impreciso ancora Levri che cercava sul secondo palo Jonuzowski. Valente ne ha ancora, Valente rientra sul destro, Valente a mani aperte, Vivian, poi Russo la tiene viva e ingaggia il duello con Bomassar. Tunnel di Russo, Bomassar protegge e poi Jonuzowski inseguito ancora da Valente, quindi Levri sbaglia questo stop. Russo allora ancora a guidare l'attacco della Lombardia e a portare a casa un fallo. Sarà tiro libero per i lombardi dopo il sesto fallo di Trento. Rientra in porta Creazzi e poi abbiamo visto Valente e Campari incoraggiare Russo, che si è guadagnato questo fallo per il tiro libero che lui stesso andrà a battere. Incoraggiato ancora da Campari Russo, Valente gli va a consegnare invece il pallone. Potrebbero scorrere decisamente i titoli di coda qualora Russo trasformi il tiro libero da lui stesso procurato. Russo contro Creazzi a 2,39 dalla fine. Lombardia che ha l'occasione di ampliare ulteriormente, di aumentare ulteriormente il suo massimo vantaggio, portandosi a +4. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Russo, conclusione brutta, larga. L'emozione forse ha giocato un brutto scherzo sul numero 11 che torna in difesa sorridendo. E allora Jonuzowski allo spunto sulla destra, Jonuzowski in mezzo, Elefante chiude tutto, contropiede Lombardia con il pallone scaricato proprio per Russo che cerca di metterla in mezzo, forse con un braccio qui Siesto, ma era comunque attaccato al corpo. È rientrato Vivian per il power play dei Trento, ultimi 2 minuti, serve un'impresa a Trento che però sembra non averne più, è lo specchio perfetto e in questo disimpegno sbagliato da parte di Siesto, che apre malissimo il mancino. Lombardia che si avvia quindi a incamerare i primi 3 punti della sua competizione, sebbene non servano a molto perché Calabria e Puglia hanno pareggiato 0-0, di conseguenza la Lombardia non riesce a qualificarsi tra le migliori secondi. Intanto Levri cerca di mettere un po' di pepe in questo finale, a 1,52 accorcia Trento. Levri segna quello che è il 10° gol del pomeriggio del pianeta viola, portando a -2 le distanze del suo Trento dalla Lombardia. 6-4 dei lombardi, con Bomassar che la recupera. Bomassar ancora fermato da Rocchi sul più bello, fallo, calcio di punizione, quinto fallo anche della Lombardia. Punizione, posizione interessante, finale che si infiamma tutto di colpo su una partita che sembrava ormai indirizzata per la Lombardia. Mister Craperi a colloquio adesso con l'arbitro. Quinto fallo allora anche per la Lombardia. Ha accorciato Trento qualche istante fa con Levri a 1 minuto e 37, adesso ha una interessante punizione
con Vivian che viene ora ammonito dall'arbitro, penso per proteste. Tre ammoniti complessivamente, Aresco nella Lombardia, Siesto e Vivian per il Trento. Praticamente Aresco è stato ammonito per una errata sostituzione col portiere di momento con Pellegrini, Siesto per un fallo, Vivian ora per proteste. Parte ancora Vivian, il tiro, centrata la barriera, la tiene viva allora Bonmassar, lo scarico per Levri, ancora Bonmassar, a destra deve provare a farsi vedere Januszowski, Valente sporca anche questa conclusione. 4 gol per il numero 9 della Lombardia e anche un assist. Vivian 1,21 alla fine, scambia con Bonmassar, pressing di Valente, quindi Januszowski. Ci crede il Trento dopo la quarta realizzazione in questo miracolo che serve. Ora ancora attenzione, e qui forse un fallo di Elefante, poi il rilancio di Pellegrini, il fallo di Levri che mette la gamba e sarà un altro tiro libero per la Lombardia. Cercato Levri con questo fallo, diciamo con le cattive, di fermare la possibilità di Pellegrini affinché lo stesso cercasse la conclusione verso la porta sguarnita. Adesso il pallone lo ha preso Campari. Esattamente a un minuto dalla fine, vediamo se adesso arriva o meno il gol dal tiro libero. C'è il rosso intanto per mister Daniele Los, anche in questo caso credo per proteste. Giallo anche per un componente della panchina per proteste, Carli ammonito nel Trento. E Bonmassar da capitano cerca di parlare con l'arbitro. Mazzara di Reggio Calabria. Credo che le proteste del Trento nascano anche dal fatto che Januszowski fosse stato forse spinto irregolarmente prima che Pellegrini prendesse il pallone e poi subisse il fallo nettissimo di Levri che manda al tiro libero per la seconda volta nel match la Lombardia. In precedenza ha sbagliato Russo calciando fuori, sembrava intenzionato alla battuta Campari, vedo anche Rocchi, però sì, sarà Rocchi invece a battere, l'aveva sistemato il pallone Campari. C'è il cambio con Vivian che lascia il posto di nuovo a Creazzi, al portiere titolare. Vivian quinto di movimento, manca un minuto ma non si gioca praticamente dal -2. Tiro libero Lombardia, Rocchi contro Creazzi sul parziale di 6-4 per i lombardi. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Rocchi, Creazzi neutralizza e allora contropiede di Sesto quando è iniziato l'ultimo minuto. Siesto fermato da Rocchi in fallo laterale, 54 secondi alla fine, sotto di 2 reti Trento cerca il miracolo sportivo. Siesto deve accelerare ovviamente le operazioni, la squadra di mister Daniele Los, da poco espulso per proteste. Si difende bene però qui la Lombardia, pallone passa a Januszowski, Valente migliore in campo in assoluto, ferma l'avversario, palla dentro per Levri, Valente porta vuota, Valente, l'arcobaleno è vincente, Valente mette la parola fine a questo match, pokerissimo personale, 7 invece per la Lombardia. Ultimi 36 secondi, allora la Puglia è quasi sicuramente la seconda classificata del girone e poi si dovrà andare a confrontare il bilancio complessivo con le altre seconde classificate. Calabria certa ai quarti da prima in classifica. Bonmassar cerca Levri, Pellegrini la mette in moto per Campari, vola Vivian che però non la tocca, rimessa per
Trento che non è riuscita a superare la Lombardia, che vince con pieno merito, guidata da uno straordinario Valente. 5 gol per lui su 7 e anche un assist. Ultimi 3 secondi, vince allora la Lombardia contro Trento, ma entrambe le squadre sono eliminate dal torneo delle regioni, fuori entrambe a testa alta a mio modestissimo parere. Fuori Valente che si prende la standing ovation della panchina lombarda. E ancora 3 secondi qui, però ora l'arbitro Mazzara cerca di essere fiscale fino alla fine, ma la gara davvero non ha più nulla da dire con la Lombardia che incamera 3 punti, sebbene inutili. Lo ripetiamo, sia Lombardia sia Trento salutano la Calabria con una vittoria a testa. La Lombardia ha vinto la gara di oggi superando per 7-4 Trento. Andiamo a riepilogare anche i marcatori. Per la Lombardia ben 5 segnature di Valente, in gol anche Boniperti e Rocdi, mentre per la squadra di Trento non è bastata la doppietta di Capitan Bonmassar e i gol di Grandinetti e Levri. Il finale allora dal Palamazzetto di Reggio Calabria è di Lombardia 7 Trento 4, entrambe le squadre però sono state eliminate. Calabria prima del girone E, Puglia che dovrà andare a vedere invece nel computo totale delle seconde classificate. Fabrizio Cantarella nel ringraziarvi per aver trascorso insieme a noi quest'ora e mezza di gioco e vi do appuntamento alla prossima partita del torneo delle regioni.